lontano dagli occhi della pittrice. Effettivamente non ci siamo mai soffermati a pensare a quello che può esserci dietro il monolite. Ci sarà terra dietro, no? Non è l'orizzonte di ogni cosa quello. Non penso che lei possa agire soltanto su ciò che riesce in linea d'aria a vedere. Potrebbe essere una spiegazione al non invecchiamento di alcuni di loro, ma o comunque al fatto che non sono stati vittime del gommage, ma non lo so. E capisco anche il fatto di non voler portare indietro a Lumière Gustave. Lumière è sì la città che dà i natali a questa gente, ma è anche la città in cui sono fondamentalmente tenuti in gabbia come bestie, pronte al macello. Ma Elle ha espresso più volte il fatto che secondo lei è meglio, e io condivido, è meglio morire qui fuori, per quanto tremendo, nella libertà, che non a Lumière. Ha senso, lo capisco.